Costumi tipici di Sardegna, immancabili e soprattutto molto riconoscibili. Arrivano da Senorbì, sono fatti dalla signora Rosalba Melis e dal marito, il signor Pingiori. Come mai questa scelta? È la passione di mia moglie e anche mia a fare questi lavoretti. Io sono in pensione, ho tempo libero e quindi... Lei che lavoro ha fatto prima di andare in pensione? Ho lavorato nelle ferrovie. Quindi il ferroviere con la passione degli abiti Sì, sardi sì. nei fatti. Andiamo a vedere praticamente come queste creazioni. Ad esempio queste due bamboline rappresentano quale paese? Nule. Nule. Poi Questi rappresentano Cagliari, allora quella è di Tempio, questa è di Esterzili, questo è di paese dei pescatori famoso per i pesci, Cabras. quindi sono Questi sono di Alghera. da E ce ne cosa- sono tanti altri. tanti altri. Ecco, mettiamoci anche in favore appunto perché vediamo poi anche quasi più o meno a grandezza naturale, quasi come fossero dei bambini. Ci vuole molto impegno Abbastanza. per realizzare ognuno di questi abiti nei fatti, bamboline, quanto tempo richiede? Dipende, una coppietta anche un giorno di lavoro. Uno di questi lo stesso, un giorno, 2 giorni. Poi abbiamo anche quadri, mia moglie è artista e fa i quadri. E però c'è questa forte impronta della Sardegna. Della Sardegna, sì, sì, perché noi siamo appassionati della Sardegna. Da quanto tempo fate questo? Vabbè, mia moglie dipinge già da tanto tempo e poi ultimamente, questi anni scorsi, abbiamo deciso di proporci così nelle sagre, nelle feste, anche per divertirci un po'. Qual è la risposta del pubblico? Sì, sì, piacciono molto queste cose. Diciamo che scattano foto, Li acquistano c'è anche? molta gente appassionata, sì. Gli acquisti non è che siano, però vengono apprezzati. La gente, se avesse soldi, più soldi, ne comprerebbe di cose. Dai turisti anche? Sì, sì, sì. Soprattutto a livello turistico, chi sono i turisti che più restano affascinati dalle vostre creazioni? Guarda, diciamo che in genere tutti i turisti, ma nelle sagre sono quelli che gli stessi della zona del Nuorese, che sono molto Ah, quindi stessi turisti gli sardi stessi più che turisti altro. sardi, appassionati come noi evidentemente. Lei è un ex ferroviere, quindi Sì. dalla ferrovia alla creazione, comunque, creazione dell'ingegno, si Sì. dice così, c'è un motivo che ha spinto lei e sua moglie a dire praticamente, adesso che siamo in pensione, Sì, divertiamoci così. per divertirci, sì, con amici, perché abbiamo tanti amici che espongono altre cose, quindi tutti insieme diciamo ci divertiamo, andiamo in giro, vediamo le feste. Non solo abiti, ma anche borsette, possiamo chiamarle così. Sì, sì, borsette che sempre si ispirano alla Sardegna con il sughero, il broccato, il broccato sardo. Sono tutte vestiti in sughero.